Amici bellini, allora, con api si vola, con api, ricordate c'era una pubblicità, diceva con api si vola, io spero, insomma tra un po' si vola, con Sirigu si vola, lasciate un like per il portiere del Napoli, però dobbiamo chiarire un po' di cose perché c'è confusione, c'è un po' di confusione, quindi chiariamo delle cose. Siete iscritti al canale? Sì. Volete lasciare un like? Sì. Volete il portiere sicuro del Napoli? Sì, lo volete, perché il portiere non si può aspettare fino all'ultimo momento e parrebbe che ci sono rumori, quindi mi perdonerete, che ci siano visite mediche fissate per domani, il tempo che arrivo, insomma, il tempo che arrivo e facciamo le visite mediche insieme, io e Sirigu. Questo tutti quanti, ma allora che fare sta meretta? Ma mica è detto, questa è una mia, cioè potrebbe essere, il problema è un altro. Sirigu voi lo dovete vedere come entrata rispetto all'uscita di Contini, è così, no? Ne esce uno, Contini che va alla Sampdoria per esempio, entra Sirigu, anche perché Sirigu si doveva fare a prescindere da Meret, perché ti serve il secondo, il famoso secondo affidabile, eccetera eccetera. Poi le battute degli amici abbonati sono straordinarie, senti, le volevano uno a livello di Meret e hanno preso Sirigu, e c'è sfiducia adesso sui profili di Navas, ma c'è troppo rumore, cioè, sui profili di Navas adesso e di Kepa. Io non lo so cosa ha intenzione di fare il Napoli, la verità è che chi su piglia Meret, cioè questa poi deve essere poi la cosa. Se si prendono Meret, allora il Napoli c'è tempo, questo sta dicendo il Napoli, c'è tutto il tempo, quindi deve uscire Meret. Se non si prendono Meret perché lo Spezia ha già risolto, eccetera, il Torino non era convinto e pare che non abbia tutto questo mercato Meret, e allora non può entrare il portiere. Ecco perché si ritarda tutto e fa tutto, perché il Napoli deve subirlo il mercato, l'abbiamo stabilito, l'abbiamo deciso. E quindi questa è la situazione dei portieri. Almeno Sirigu dovrebbe essere affidabile come Chioccia. L'idea Sirigu, Chioccia di Meret ci poteva stare, affidabile se ti serve, non ingombrante così. Titolare non lo so, non è che non so che tipo di campionato abbia fatto Sirigu l'anno scorso onestamente, però sicuramente un portiere sul viale del tramonto, questo si può dire, sì, si può dire tranquillamente. E quindi vediamo se riescono ancora a piazzarlo, il colpo del portiere è importante. Navas dite pure vecchio, allora che fai? Ti pigli due vecchi, l'anno prossimo devi fare così, ma comunque anche se prendi Kepa, se lo prendi in prestito, comunque devi rifare qualcosa l'anno prossimo. Sempre che non riesci a piazzare Meret in prestito, cresce, fa una stagione straordinaria e te lo riporti a Napoli in pompa magna. È una situazione un po' complicata, un po' tutta da verificare. Contemporaneamente abbiamo assistito, almeno avete assistito voi amici bellini che seguite tutto mentre io sto facendo le cose del che fare, abbiamo assistito a un Raspadori titolare con il Sassuolo che perde con il in Coppa Italia. Non una prestazione poi straordinaria, nemmeno del buon Raspadori, che pare pure che abbia fatto un assist per gli avversari, non lo so, non l'ho visto, ve lo potete dire voi nei commenti. Tutte queste cose qua è un po' come se stesse sabotando, anche perché poi il Sassuolo ci sarebbe toccato in Coppa Italia se avessero, ma hanno perso. E quindi Raspadori non è detto, dicono gli operatori di mercato, non è ancora detto, non è detto che se è titolare con il Sassuolo non se lo prende il Napoli. Carnevale ha pure pensato, evidentemente comunque non ci sono ancora accordi sulle cifre, c'è tempo, il ragazzo ovviamente verrebbe al Napoli anche di corsa, anche a piedi, ma non è lontana la conclusione della cosa, sono tante settimane, ci siamo, è fatta, come era fatta per Bernardeschi, come era fatta per Deulofeu, che potrebbe rientrare i nomi che si sono fatti, non è detto che siano tutti campati in aria, e potrebbero rientrare se ti vengono a mancare poi quella che è la soluzione A, B, C, eccetera eccetera, perché qualcuno lo devi fare. Ora però la questione è questa: Raspadori può essere considerato anche vice Osimhen, credo che anche oggi sia stato schierato da prima punta. Deulofeu no, Deulofeu lo devi mettere dietro la punta o su una delle fasce,
quindi su questo ancora non siamo sicuri di quello che sta facendo il Napoli. Dobbiamo capire. Lo stesso Simeone è sempre legato all'idea di Petagna eventualmente, quindi anche lì non si sblocca niente, perché il Monza non mi sembra che stia accelerando per prendere Petagna, le occasioni ci sono state e quindi siamo ancora in divenire, sempre in attesa che si sblocchi la situazione Fabian, perché lì poi significa che ti devi andare a prendere probabilmente un croato dalla Premier League. Queste sono le voci che si stanno rincorrendo, ma sono voci, sono indiscrezioni, sono rumors, sono parrebbe, sono tutti i parrebbe che girano intorno al Napoli e che ci lasciano in confusione. Noi sappiamo che però tra un po' comincia il campionato e allo stato attuale oggi che è il compleanno di mia madre, quindi fate gli auguri alla mamma bellina. Allo stato attuale non sappiamo il portiere del Napoli chi sarà contro il Verona, non sappiamo la difesa è quella di Lorenzo, Rachmani, Kim e Mario Rui, lo sappiamo, Olivera non credo, non sappiamo se a centrocampo vedremo Fabian titolare, non lo possiamo sapere, che può essere anche che se la trattativa è in corso e si devono limare le cifre, può essere pure che non lo fai giocare per precauzione. E sappiamo che in attacco potrebbero partire Osimhen con Kvaratskhelia e Lozano, probabilmente anche perché Politano era mezzo infortunatello, quindi sappiamo questo. Nel frattempo i giovani sono rimasti, ma quelle cose, Gaetano, Zerbin, Unas, eccetera eccetera, quelle si risolvono negli ultimissimi giorni di mercato. È capace pure che te li mantieni in rosa a inizio campionato, te li porti in panchina, magari fanno anche qualche apparizione di qualche minuto e poi si risolvono proprio all'ultimo con dei prestiti, con delle... non esiste più la comproprietà, ve la ricordate la comproprietà? No, si faranno dei prestiti probabilmente per non tenere affollata la rosa e quindi si risolverà veramente all'ultimo secondo. Il Napoli sta probabilmente provando a inserire certi giocatori, ti offriamo tot per Raspadori, ti offriamo tot, per esempio 28 milioni più un asso, oppure prendi di Petagna, oppure prendi di questo. E su Football Manager magari funziona, nella vita reale non è detto, perché magari le altre squadre hanno altre idee e quindi faranno altre operazioni. Lo stesso Sassuolo pare sia molto interessato a Pinamonti. Allora può essere che stiano prendendo tempo anche per sicurare, ecco l'ho detta proprio all'inglese, per mettere al sicuro l'acquisto di Pinamonti da mettere in attacco, e lì potrebbero poi liberare Raspadori, perché in questo caso il Sassuolo sta facendo la cosa opposta rispetto al Napoli, cioè compro prima, sono sicuro, e poi vendo. Invece il Napoli fa la cosa opposta, il Napoli vende prima e poi si vede, e non sempre va bene, perché poi ti possono prendere per la gola e lo sappiamo che è così. Questi sono i pericoli, teopericoli, ricordate? I pericoli del mercato. I rumori qua stanno arrivando a livelli incredibili, quindi non potendo darvi io altre notizie pregnanti e probanti e contundenti, io vi devo salutare da Newark in realtà, dal New Jersey. Valerio Fluido è tutto e ci vediamo, si può dire ci vediamo? Devo organizzare, devo vedere dove possiamo vederci, incontrarci tutti quanti, abbiamo un caffè generale, ce ne andiamo allo stadio a vedere il Monza, potrebbe essere un'idea, il Monza di Petagna, potrebbe essere il Monza di Unas, non lo sappiamo, lo dobbiamo sapere al più presto, ma noi adesso ci organizziamo, datemi il tempo di stabilizzarmi un attimo, di organizzarmi delle cose e ci vediamo prestissimo, perché non vedo l'ora di abbracciarvi uno per uno, sempre casti, in maniera casta, ma un abbraccio ci può stare. Ciao!